Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Prende forma la legge di bilancio del governo Meloni. Nella manovra spiccano le misure relative agli aiuti per il caro bollette per privati e aziende, le modifiche al reddito di cittadinanza, oltre alle misure su pensioni e partite IVA. Il governo dovrà approvare la manovra entro la fine dell'anno per scongiurare il pericolo dell'esercizio provvisorio. Tutti i dettagli della legge di bilancio li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Al via il processo per la morte di Darin Danna Costanzo, il 35enne morto nel 2020, forse per una diagnosi sbagliata. È iniziata l'udienza preliminare in cui la mamma e il fratello della vittima si sono costituiti parte civile. Il GIP Filippo Serio ha ordinato lo scorso luglio l'imputazione con l'accusa di omicidio colposo per 4 professionisti del San Raffaele Giglio di Cefalù e del Cervello di Palermo, ritenuti responsabili della morte del giovane deceduto a causa di un sarcoma sinoviale, un tumore dei tessuti molli molto raro e aggressivo. È stato finanziato con 10 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR il progetto per l'impianto di trattamento e riciclo di prodotti assorbenti e tessili in Sicilia. Il finanziamento è motivo di soddisfazione, ha dichiarato il presidente della SRR Area Metropolitana di Palermo, Natale Tubiolo, poiché l'idea di un impianto di trattamento dei rifiuti assorbenti e tessili, che rappresentano circa il 4% dei rifiuti indifferenziati, è stata giudicata vincente dal Ministero della Transizione Ecologica. Saranno oltre 700 gli ospiti della comunità di Sant'Egidio per il pranzo di Natale che quest'anno si terrà a Palermo. Si tratta di una tradizione che è inaugurata a Roma, domani compirà il 40° anniversario e vede coinvolti ogni anno un notevole numero di volontari che si mettono a disposizione del prossimo per garantire ai più poveri un'occasione per trascorrere al meglio una festività tanto intima e familiare come il Natale. Il pranzo avrà luogo nella chiesa di San Domenico in via Roma. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.